sicuramente molto vicino. Bentornati alla nostra maratona elettorale, ci si sta avvicinando ormai a quella che è la situazione definitiva per Bassano. Allora, ricapitoliamo, magari facciamo vedere la grafica ufficiale di questo momento. Allora, Roberto Campagnolo avanti al 30%, mancano ancora molte sezioni. Elena Pavan in questo, non è questo momento, diciamo che è una fotografia di qualche minuto fa, 1431 voti, Nicola Finco 1430 voti. Quindi si preannuncia una gara veramente al photo finish. Ci parlano di, abbiamo Angelo Vernillo e Andrea Zonta ospiti in studio qui con noi, ci parlano di un continuo inseguimento, momenti in cui magari Elena Pavan è avanti di 100 voti, momenti in cui Finco è avanti di qualche voto, quindi si andrà davvero all'ultimo voto per decidere, sempre con tutti gli scongiuri del caso che sta facendo Angelo Vernillo, a chi dovrà sfidare Roberto Campagnolo. Allora, abbiamo detto, qual è stata, secondo voi, la chiave di volta di questa campagna elettorale per quanto riguarda Campagnolo? Credo che le chiavi di volta siano state due, siano state quelle di essere stati in grado di fare tutti un passo indietro per trovare una convergenza su Roberto Campagnolo e sul progetto della città. Quindi abbiamo deciso che i personalismi o le aspirazioni personali di ognuno di noi o di tante persone che ci sono nella coalizione ha permesso di trovare in Roberto Campagnolo una importante sintesi, una persona capace, preparata e in grado di ascoltare i cittadini e di portare avanti un programma ambizioso ed importante per la città di Bassano del Grappa. Noi ringraziamo Angelo Vernillo per essere stato con noi. Naturalmente i numeri di telefono li avete, quindi se c'è da inviare qualche dato, qualche informazione, qualche seggio, qualche indiscrezione anche dell'ultimo minuto, le daremo volentieri ai nostri telespettatori. Grazie, in bocca al lupo, buona fortuna. Grazie. Noi torniamo da Andrea Zonta, vice sindaco uscente di Bassano, volto importante della coalizione che sta supportando Elena Pavan. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di oggi anche qualche aneddoto sulla campagna elettorale, qualcuno si è sbottonato, qualcuno no. C'è stato un momento in cui si era fatto il suo nome come candidato ufficiale sindaco. Lei ci aveva detto, ci aveva fatto tutta una serie di ragionamenti, avevamo parlato di questo argomento, si era detto vedremo come va a finire, e lei però aveva detto, e questo le fa onore, io sono pronto a supportare in qualsiasi momento Elena Pavan, perché questa è l'unica condizione per la quale io correrò alle comunali come supporter, diciamo. Che cosa è successo poi? Ma è successo che allora, è chiaro che quando si deve scegliere un candidato sindaco si fanno una rosa di nomi, e il mio è anche stato uno dei nomi chiacchierati, ma la scelta primaria, quando c'è una coalizione, la si fa in continuità, per cui Elena Pavan aveva il diritto per legge e anche per volere personale di poter continuare questa esperienza e pertanto fare il secondo mandato e chiudere magari una serie di pacchetti di progetti, non solamente lavori pubblici ma cultura, sociale e quant'altro, da portare avanti nei 10 anni. Noi a un certo punto come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di sostenere lei come candidato sindaco uscente, e pertanto è una decisione che il partito ha preso in autonomia e ha preso per fare queste elezioni amministrative. A quel punto il mio nome era un nome che sicuramente non andava più preso in considerazione, certo, perché fatta la scelta gli altri devono fare i consiglieri comunali. Zonta, parliamo di politica invece nazionale, se possiamo chiamarla così. Il risultato che stiamo vedendo adesso è figlio di un lavoro fatto sul territorio per quanto riguarda Fratelli d'Italia, o vive di rendita del risultato di Giorgia Meloni, quindi dell'esploit del 45% addirittura all'europea in alcuni comuni del Vicentino? Ma non direi che vive di luce riflessa, perché Giorgia Meloni da 2 anni sta governando questa nazione e se non avesse fatto bene avrebbe diminuito il suo consenso, invece l'ha aumentato. È accaduto poche volte, questa volta è accaduto, vuol dire che gli italiani hanno scelto in Fratelli d'Italia il partito di maggioranza su cui puntare.
È anche vero che il lavoro è un lavoro non è sempre un lavoro fatto dall'alto, perché i lavori fatti dall'alto poi prima o dopo terminano, invece c'è un lavoro fatto dal basso, fatto da circoli, fatto da persone che si sono messe a disposizione, che hanno corso per portare Fratelli d'Italia al risultato che ha fatto alle europee. Abbiamo in studio Luigi D'Agro, esponente della Democrazia Cristiana. Io devo essere onesto con lei, mi sono giocato con Andrea Zonta la sua battuta sul fatto che in politica tutto può succedere. Stavamo parlando ovviamente del fatto che il centrodestra unito avrebbe travolto Roberto Campagnolo. Angelo Vernillo, esponente di punta della coalizione che sostiene Campagnolo, era seduto qui pochi minuti fa e ringraziava, diceva grazie signori del centrodestra perché ci avete fatto un bel regalo. Conferma che tutto può succedere in politica? Se non fosse così probabilmente non ci sarebbe la politica, perché se vedessimo sempre gli avversari come non competitori e quindi capaci anche di fare in modo di un passo al lato o un passo indietro per arrivare a un obiettivo, sarebbe completamente, non ci sarebbe politica, non ci sarebbe l'arte di mettere insieme diversità. E le diversità sono l'anima parcellizzata della comunità. Tutto questo vuol dire che insomma ci si può parlare fra qualche giorno. Guardi, approfittiamo che abbiamo Zonta qui che raccoglie, poi andiamo fra poco a Cassola che ci sono novità in diretta. Allora, che cosa è successo? Probabilmente se nel confronto scontro fra Fratelli d'Italia e Lega ci fosse stata una sintesi, non saremmo a questo punto. La sintesi che cos'è stata? Che lo scontro avvenuto fra questi due partiti all'interno del centrodestra ha smarcato Forza Italia e poi la Lega per venire al centro. Un centro delineato in una logica nuova, coniugato con un sistema nuovo, cioè la discesa in campo della Democrazia Cristiana. Mi si dice che in un seggio la Democrazia Cristiana ha preso 9 voti. Se in tutti i seggi la Democrazia Cristiana prende 9 voti, andiamo intorno ai 400 voti, bella cosa, perché vuol dire che superiamo il 2,5-3%, e che lei sa che l'utilità marginale in queste situazioni vale molte volte di più dei migliaia di voti che vengono portati. Ma al di là delle battute, il problema di fondo è questo, che quello che è capitato è una sanificazione, deve essere una sanificazione fra le anime del centrodestra. E questo credo che sia legittimamente possibile. E in altri termini, il centrodestra è forte a Bassano, lo è sempre stato, non c'è dubbio, ma ha perso in altre occasioni. Ma perché? Per incapacità di mettere insieme anche le ragioni degli altri. E se si discute su queste cose è possibile che invece dello scontro, se il centrodestra avesse scelto un'anima moderata di sindaco, probabilmente non saremmo in queste situazioni. Lasciamo il tempo ad Andrea Zonta di elaborare una risposta e andiamo da Mirko Cavallin che è a Cassola, dove c'è il primo sindaco dell'era over 15.000 abitanti. Eh sì, Ferdinando, quindi evitato il ballottaggio, che era una delle possibilità, dato che da 3 anni, dati Istat, il comune di Cassola ha superato stabilmente i 15.000 abitanti. Gian Antonio Stangerlin, da 10 anni assessore all'urbanistica, congratulazioni intanto. Grazie. E dunque adesso prende le redini di Aldo Maroso in una macchina che conosce già. Sì, la conosco abbastanza bene, devo dire, e prendere le redini di Aldo Maroso è sicuramente un onore, oltre che consapevolezza, diciamo, del fardello che questo comporta. Su quali progetti, appunto, parliamo di opere pubbliche, innanzitutto visto il suo referato, su quali progetti puntare? Beh, subito abbiamo già chiaramente delle cose in cantiere, dall'Isola dello Sport all'ecobonus e anche alla nuova possibilità di realizzare un nido a San Giuseppe. Ecco, ti rubo la domanda
Che hai già fatto agli ospiti precedenti, quindi il tema della collaborazione, del fare rete anche con gli altri comuni contermini, dato che questa è un'area appunto urbanisticamente diciamo unitaria. Beh, sicuramente fa parte, diciamo, del mio modo di operare dal punto di vista politico. Io stesso non ho tessere di partito, quindi mi trovo molto bene anche nel dialogare con tutti gli altri colleghi dei vari comuni. L'ho fatto perché ho partecipato su vari tavoli durante l'esperienza precedente e continuerò a farlo adesso da sindaco, perché credo che lavorare a livello di rete, a livello sovracomunale, sia fondamentale per determinati progetti. Che campagna elettorale è stata questa del 2024 mescolata alle europee? Beh, è stata una campagna inizialmente faticosa, ma alla fine devo dire con l'entusiasmo, l'energia, la forza che mi è stata trasmessa dalla squadra che sono riuscito in qualche maniera a mettere in campo, ecco, questo mi ha portato ad avere anche, come dire, meno difficoltà nel giungere al termine di questa campagna elettorale. Eccolo, Ferdinando, adesso, come ormai da buona tradizione di questo lungo pomeriggio, una domanda da parte. Vi lasciamo, ringraziamo il tuo ospite, ovviamente magari poi torneremo con lui perché abbiamo un altro sindaco appena eletto che ci contatta dall'altopiano dei 7 comuni, cui diamo priorità in questo momento. Roberto Rigoni Stern, confermato alla guida del comune di Asiago. Buonasera sindaco. Buonasera, mi sentite? La sentiamo e la vediamo forte e chiaro. Bene. Allora, com'è andata, sindaco? Se l'aspettava? È stato è un risultato, insomma, che lei considera di semplice raggiungimento? Ma diciamo che è un risultato che valorizza un lavoro importante che abbiamo svolto negli ultimi, non dico 5 anni, ma negli ultimi 10 anni, un lavoro fatto di ascolto, di mediazioni, di risoluzione dei problemi. Quando arrivi a percentuali così alte è perché la gente valorizza un grande impegno, non soltanto mio, ma di tutta una squadra che ha contraddistinto l'operato amministrativo della città di Asiago degli ultimi 10 anni. E quindi questo per me è anche un sentimento di orgoglio che va di pari passo a un messaggio di ringraziamento verso tutti quelli che sono impegnati per il bene comune della città di Asiago. Di che cosa ha bisogno Asiago e l'altopiano in generale adesso? Ma ha bisogno di guardare avanti e di pensare alle grandi sfide che ci attendono, ha bisogno di pensare in grande, ad un sogno di realizzare, appunto di fare nuove opere, di poter concretizzare il molto che c'è ancora da fare e che è stato sospeso a causa delle moltissime problematiche che contraddistinguono il funzionamento della macchina amministrativa. Ecco, noi saremo sempre dalla parte dei cittadini che abbiamo ascoltato e per i quali abbiamo risolto tanti problemi, e credo che un risultato così straordinario come quello della mia lista dimostra appunto anche la fiducia della gente che viene rinnovata dopo 20 anni di amministrazione. Ricordo che la mia lista governa la nostra città da 20 anni e adesso si appresta a governare anche per il prossimo quinquennio, quindi credo che questo sia proprio la sintesi di un lavoro enorme fatto e di una stima che la gente ha manifestato nei confronti del nostro operato. Sindaco, questo per quanto riguarda il suo lavoro, il suo operato, il suo comune, però dobbiamo prendere atto dell'altopiano, che è l'altopiano dei 7 comuni, che ci sono stati dei cambiamenti piuttosto importanti con i risultati elettorali di Gaglio e di Roana. Che cosa cambia per voi come Asiago tutto questo? Ma noi siamo stati eletti per governare la città di Asiago e quindi il nostro programma ha certamente la volontà di toccare i rapporti anche di coesione che ci devono essere tra i comuni del nostro altopiano. Dico sempre, non dobbiamo ragionare come il comune unico di Asiago, ma dovremmo ragionare come comune unico dell'altopiano e credo che con la sindaca Marinella Sambugaro e con il sindaco Luigi Martello potremo trovare quelle sintesi sicuramente proficue per poter guardare anche oltre i confini del nostro comune, per poter portare un risultato importante di sviluppo ad un territorio che sta crescendo, che si sta aprendo anche alle nuove sfide, che non ha certamente bisogno di isolarsi
come è capitato in alcuni comuni. Quindi noi abbiamo messo al centro i cittadini, non la nostra figura di sindaci. Abbiamo parlato con la gente, ci siamo posti sul loro stesso livello e siamo riusciti a portare a casa dei risultati importanti di cambiamento, e speriamo che questo cambiamento possa essere finalmente in grado di rappresentare un concetto di unitarietà del nostro altopiano, perché tutti i turisti, i nostri cittadini, non percepiscono i confini che ci sono da un comune all'altro, ma sono ben consapevoli che la collaborazione tra comuni può essere proficua per poter portare dei benefici a tutti i nostri cittadini che vivono in un'area di montagna, che è un'area depressa, che ha bisogno di avere un occhio di riguardo e una classe dirigente all'altezza. Credo che le nuove amministrazioni sapranno dare risposte importanti a tutto il territorio. Allora Sindaco, con i complimenti per questo risultato, noi la ringraziamo per questo contatto. Ovviamente oggi è una diretta, una maratona, quindi abbiamo tantissime voci, abbiamo raccolto anche la sua, siamo ovviamente onorati di averlo fatto. Ci vediamo nei prossimi giorni magari per fare un po' il punto della situazione, per un'intervista, per qualcosa di più approfondito sui temi di Asiago e dell'altopiano. Grazie mille anche della vostra disponibilità, grazie mille. Ringraziamo Roberto Rigoni Stern, confermato alla guida del comune di Asiago, e andiamo invece in centro a Bassano. Vedo qui abbiamo gli ospiti che scalpitano perché i temi sono molti, ma c'è Monica Smidele che ha ritrovato Roberto Campagnolo. Prima se n'è andato dopo poche parole, era un po' teso, adesso magari parlerà un po' di più. Vediamo cosa succede. Monica, a te la linea. Sì, in verità Roberto Campagnolo prima era molto teso, vorrei dirvi. Insomma, l'abbiamo raggiunto qui nella sua sede elettorale in via Marinali, nel cuore di Bassano del Grappa. La situazione, anche se siamo solamente a 18 sezioni scrutinate su 41, pare abbastanza delineata. Insomma, sembra certo il ballottaggio tra Campagnolo e insomma c'è questo testa a testa in famiglia centrodestra tra Pavan e Nicola Finco. Sì, speriamo, per ora il dato è stato confermato, siamo fiduciosi che vada così fino alla fine, ma insomma non abbiamo ancora la certezza, quindi c'è il dovere della prudenza ancora. C'è ancora tanta prudenza, insomma questo voto come lo commenta, la mappa del voto a mano che arrivano i risultati delle varie sezioni? Beh, la nostra proposta è stata bene o male riconosciuta un po' ovunque, dalla periferia al centro storico, quartieri importanti, quartieri molto specifici come quelli collinari. Questo vuol dire che era una proposta in qualche maniera che è stata capita dall'elettorato, visto che ci siamo messi insieme. E oggi vediamo quanto sia stato importante, anche vista la distanza che c'è in questa fase tra i vari candidati, l'essere stati tutti insieme e l'aver proposto unitariamente un'idea di governo della città. Speriamo che questo dato venga confermato fino alla fine. Per ora siamo moderatamente ottimisti, ma incrociamo ancora le dita. Senta Campagnolo, nel caso insomma, in cui lei arrivasse al ballottaggio, con chi andrà a dialogare? Vediamo, insomma, vediamo come le distanze, appunto chi saranno gli avversari, è tutto prematuro. Insomma, c'erano 5 candidati che si contendevano la carica primo cittadino di Bassano del Grappa. Da domani mattina ce ne saranno 2, quindi vediamo. Scenari ancora tutti da disegnare, ancora tutti da raccontare? Scenari che vanno intanto decisi insieme con il gruppo delle liste che mi ha sostenuto fino ad oggi, se appunto ci arriviamo, e poi vedendo appunto i dati, quindi adesso è ancora prematuro. È tutto da Bassano, se avete domande naturalmente Monica, siamo qui a disposizione. Ho una domanda, Monica, per Roberto Campagnolo. Allora, abbiamo in studio Andrea Zonta e D'Agro, quindi 2 esponenti delle coalizioni, che una delle 2 sicuramente andrà a scontrarsi con Campagnolo. La domanda è questa: con chi preferisce andare al ballottaggio? E vogliamo una risposta, ovviamente. Allora, la domanda è questa: con chi preferite andare al ballottaggio? Ma le mie preferenze non valgono niente, nel senso che poi qui decidono gli elettori, ho il massimo rispetto. Chi teme meno? Io sono consapevole della nostra proposta e sono convinto che, a prescindere
da chi sarà il nostro avversario, se ci arriviamo, ripeto, perché per ora non è certificata questa cosa, ma se dovessimo andare al ballottaggio sapremo rafforzare ancora di più quello che abbiamo fatto in questi 3 mesi di campagna elettorale. C'è ancora un po' di tensione, insomma, Ferdinando, ed è comprensibile perché ovviamente si attende la chiusura degli scrutini e quindi ancora, insomma, Campagnolo vedo ancora un po' abbottonato. Siamo usciti... Se ci sono altre domande noi siamo qui a disposizione. Grazie Monica, andiamo avanti con gli ospiti in studio, siamo usciti dalla campagna elettorale, siamo entrati in un territorio molto più inesplorato. Allora, Zonta, preferisce rispondere a quanto ha detto Luigi D'Agrò pochi minuti fa o preferisce commentare invece quello che dice Campagnolo su questa campagna elettorale, le proposte e i quartieri e quindi le roccaforti che possono cambiare la geografia politica di un comune come Bassano, che è una particolarità veramente forte di Bassano? Ma, allora, io credo che non è una questione di rispondere all'uno o all'altro. Ci sono dei dati fondamentali, il primo di tutto è l'affluenza, bassissima, cioè per una città come Bassano stare intorno al 50% credo sia un minimo storico e su questo la politica si deve fare delle domande. Poi sulle proposte fatte è chiaro che il centro-sinistra è stato sicuramente avvantaggiato e prende il 30%, mi pare la cifra intorno a cui che vediamo in questo momento ufficiale, ma perché loro in modo compatto sono andati a fare una proposta. Se il centrodestra avesse fatto una proposta in modo compatto, se sommiamo adesso i termini, probabilmente saremmo al 50%. Per dire, non lo si deve dire a me il fatto che bisogna comunque mettersi d'accordo, perché io esco da una storia politica che ha sempre fatto questo e lo farò sempre. Non sono io il problema, voglio dire, ma credo che in questo caso, e mi sento, e lo dico con orgoglio, non è neanche stato un problema di Fratelli d'Italia. I problemi stanno da altre parti, però la vita è questa, ormai queste elezioni politiche sono storia, chi vuole da domani mattina e ha voglia di trovare una soluzione per il centrodestra la trova, e se non la trova ha avuto ragione Campagnolo e vincerà le elezioni a Bassano. Noi torniamo, prima di andare da Luigi D'Agrò, andiamo da Chiara Gaiani in collegamento perché c'è un altro sindaco confermato, ormai arrivano le conferme ogni minuto. Chiara, raccontateci tutto. Sì, buongiorno, buonasera ormai, con Andrea Benetti ci siamo spostati a San Giorgio delle Pertiche, ringraziamo Daniele Canella che è appena stato proclamato sindaco rieletto per la seconda volta con un'affermazione davvero netta. Lei è molto contento del risultato? Decisamente sì, non mi aspettavo questo consenso. Come dicevo durante il mio discorso di insediamento, è un consenso molto ampio che significa tanta fiducia da parte dei cittadini e altrettanto tanto impegno nel non tradire questa fiducia, quindi ci impegneremo al massimo, daremo dimostrazione di serietà, di impegno, di dedizione e trasmetteremo anche le nostre competenze, la nostra esperienza ai giovani eletti in Consiglio Comunale, quindi quella che si apre sarà una legislatura molto importante per il nostro Comune e io sono davvero fiero di questo risultato, che è un risultato importante, che mi gratifica, mi rende davvero molto emozionato e al tempo stesso conscio della responsabilità che i cittadini hanno messo sulle mie spalle. 78% dei consensi, tra l'altro un comune dove si è andati a votare perché avete sfiorato il 70% degli aventi diritto. Lei ci ha tenuto anche a ringraziare chi ha corso confrontandosi con lei. Un candidato unico è una sconfitta per la democrazia. Assolutamente, su una cittadina come la nostra da 10.000 abitanti pensare che l'elettore non possa avere un'alternativa su cui fare le sue valutazioni sarebbe drammatico. Noi ci tenevamo molto a confrontarci sul campo e quindi il ringraziamento non è potuto che andare a Paolo Filippi e alla sua squadra per essersi messi in gioco, per aver garantito questa alternativa democratica e garantito ai cittadini di scegliere. I cittadini hanno scelto, oggi c'è una nuova maggioranza rinnovata, ringiovanita, rafforzata, c'è un'opposizione che spero e auspico sarà costruttiva e collaborativa e quindi siamo pronti a partire per un nuovo quinquennio dove abbiamo importanti progetti, importanti programmi e soprattutto una grande sfida che è quello di fare ancora meglio di quanto fatto negli ultimi 5 anni. Commovente la dedica che ha fatto, soprattutto quella alla sua nonna.
Sì, la nonna ha quasi 90 anni e quando sono andato a farle firmare la lista ho voluto che fosse il primo firmatario della lista. Mi ha detto probabilmente è l'ultima volta che firmo e quindi ci tenevo molto molto che questa sera fosse qua con me assieme alla mia famiglia, perché la grande forza è la sicurezza di avere a casa persone che ti vogliono bene. Anche perché fare il sindaco è scomodo ogni tanto. Fare il sindaco è il lavoro più bello del mondo, ti espone a tante gratificazioni, ti espone a tante persone che ti ringraziano, che ti supportano, che ti sostengono, ma ti espone a tanti momenti duri, difficili e di solitudine. Io ho la fortuna di avere una squadra meravigliosa che non mi ha mai lasciato solo e quindi mi ha sempre aiutato a sostenere questo peso della fascia tricolore, che non è un addobbo, un abbigliamento per l'abbigliamento, non è un accessorio, ma è un simbolo della comunità e quindi pesa come pesasse per i 10.000 cittadini di questo comune. Ecco Ferdinando, non so se hai domande da studio. Ringraziamo Chiara, facciamo i complimenti al sindaco, ovviamente anche la dedica, questo ci conferma che la politica non è solo voti, non è solo numeri, ma c'è una componente umana profondissima. Grazie Chiara e complimenti al sindaco. Allora, torniamo in studio al netto di questi racconti personali che ci fanno capire appunto che la politica non è solo portare a casa voti o combattere un avversario, ma c'è una componente umana profondissima. Ho visto Luigi D'Agro che si è un po' agitato sulla sedia qualche minuto fa, mentre parlavamo con Andrea Zonta. No, ho visto Andrea rassegnato, e cosa che non è, siamo ancora nella situazione di vedere chi vince. Credo che all'inizio di questa tormentata logica noi avevamo con lei parlato di che cosa si prefigurava nello scenario. Ho detto che Campagnolo lo vedevo in vantaggio, lo davo per sicuro al ballottaggio, e che il secondo usciva all'ultimo minuto, all'ultimo seggio fra Pavan e Finco. Siamo lì. Non ci può essere rassegnazione, perché può vincere Pavan e può vincere la Finco. Il problema di fondo è non rimurginare quello che c'è stato, perché quello che c'è stato è solo colpa di quell'area che in qualche modo si è rotta. Ma faccio una considerazione anche di ordine pratico. Stranissimamente Bassano ha avuto una percentuale di votanti molto alta, intorno a 66,60, quindi rispetto ai 49% nazionali è un dato significativo. E quindi la partecipazione che c'è stata nelle schede di votanti di 24.000 regioni europee, vuol dire che, tanto per intenderci, c'è stata una presenza qui di un rapporto forte legato anche all'insieme del dato cosiddetto comunale e poi di una partecipazione di candidati forti dell'area, tanto che abbiamo visto degli exploit notevoli di risultato, di preferenze. Quindi la politica non è un qualcosa che all'improvviso sparisce, anzi si alimenta del confronto, della battaglia, dello scontro anche. E ritengo che ci sia la possibilità sempre di sistemare da parte loro i cocci, ma tenendo conto che bisogna fare i conti col terzo incomodo. Andrea Zonta, mi sembra un messaggio piuttosto chiaro per lei. Guardi, io non sono rassegnato, mi sono mai rassegnato nella vita, non avrei fatto quello che ho fatto anche dal punto di vista privato se io mi rassegnassi. È che a volte io guardo in faccia la realtà e la realtà sicuramente non è fatta di sogni. Io spero, e ben venga, che domani mattina chi sarà il vincitore tra Pavan e Finco sia in grado di costruire una proposta che faccia convincere il centrodestra e possa far vincere il centrodestra. Ma ci mancherebbe. Io la mia campagna l'ho fatta contro il centro-sinistra, sicuramente non contro altri del centrodestra. Per cui ben venga. Io però domani mattina, se non è domani mattina sarà domani pomeriggio, voglio capire quali sono le reali proposte, certo, e non le fiabe. Prima di salutarla, una domanda. Lei fa parte del partito che in questo momento ha i voti più importanti in Italia, e
lei è uomo di governo o uomo di politica? Lei è uomo che resta a Bassano a lavorare o è uomo che con questi voti guarda la regione, guarda l'Europa, guarda Roma? È una cosa molto personale, quindi può... Io sono uno che guarda... Allora, ci sono due aspetti. Uno è l'aspetto del lavorare. Io l'ho fatto qui a Bassano per 15 anni, un po' in opposizione, un po' in maggioranza, e sono disposto a farlo ancora. Se poi il partito nei numeri crede nella mia persona, è una questione che deciderà il partito nei prossimi tempi. Non è sicuramente... io non ho mai messo davanti le mie volontà o i miei desideri di fronte a un qualcosa che invece deve vivere di gruppo. È un partito, è un gruppo. Ci ha sempre messo la faccia anche quando c'era da rispondere, da parlare, da confrontarsi sui temi di Bassano, e di questo lo abbiamo sempre ringraziato, perché quando c'era da parlare di qualcosa arrivava il microfono alla telecamera di Veneta e Andrea Zonta non si è mai negato. E non lo farò mai. Grazie mille, in bocca al lupo, Grazie. buona fortuna. Buona serata a voi, arrivederci. Grazie, siamo qui noi a lungo a raccontare, allora poi prenderà il testimone, il direttore Baccialli, quindi ce n'è qui da raccontare. Fino a notte, come dice. Allora, noi torniamo da Luigi D'Agro, abbiamo ancora qualche minuto perché poi entriamo in fascia telegiornale nel quale faremo un po' un riassunto della giornata bassanese, ma lo facciamo prima di tutto con lei, un riassunto della giornata bassanese. Insomma, ci ha dato alcuni spunti che ci hanno permesso di parlare con i nostri ospiti, di cavare letteralmente come dei dentisti qualche dente cariato da qualcuno dei nostri ospiti, però vorremmo da lei adesso una chiosa su questa prima parte di questa tornata elettorale a urne aperte, perché le posso dire adesso, in questo momento, il comune di Bassano dice che c'è Campagnolo al 28%, Finco al 24%, la Pavà al 22% e rotti. Adesso. È chiaro che una dei due va al ballottaggio, in questo momento è avvantaggiato Finco, è in rimonta quindi Finco. E credo che, siccome i seggi che stanno arrivando sono quelli della periferia, ho la sensazione che Finco possa arrivare lui al ballottaggio. E anche se Campagnolo non l'ha detto, è il candidato più pericoloso per Campagnolo. E Campagnolo si è ben guardato dal dirlo, perché sa perfettamente che dovrà mettere insieme qualcosa in più rispetto a quello che finora ha raspato, come si vuol dire in dialetto veneto, dal contenitore della botte. Ha messo insieme tutto. E c'è un problema importante da mettere ragionevolmente sul tappeto, che i due candidati delle liste civiche insieme rappresentano un 15-17% di voti, che non è poca cosa da dove sono venuti e dove andranno a approdare. E quindi capisco l'attenzione di Campagnolo di non spostarsi, e per quello ho visto un attimo rassegnato prima Andrea, e l'ho provocato appunto su questo, perché alla fine deve venire fuori da loro una logica della politica, perché dove si è rotto il meccanismo della politica cooperativistica nel centrodestra è dentro aspetti che li riguardano anche su temi personali, e loro si sono fatti propri di un candidato che era divisivo e hanno preso loro. E faccio una considerazione di questo genere: col risultato delle europee avrebbero dovuto almeno portarsi a casa quello che avevano in saccoccia. Una notizia di servizio per i nostri telespettatori: la Messa del Santo, che sappiamo in questo periodo di avvicinamento al 13 giugno, festa di Sant'Antonio, sta andando in onda su TNE, sull'emittente TNE del gruppo Media Nord-Est, quindi la Messa non è persa, la potete vedere in qualsiasi momento. Sappiamo oltretutto che dura un po' di più del solito, quindi c'è tutto il tempo anche per la benedizione finale. Noi fra poco invece chiuderemo questa parte della
della nostra campagna elettorale, scusate, è da qualche ora che chiacchieriamo e i termini si sovrappongono, di questa maratona elettorale, ed entreremo in fascia TG. Semplicemente continueremo a parlare, ci sarà un breve break pubblicitario, continueremo a parlare con i dati finalmente, se non ufficiali, ma almeno un po' più aggiornati di quello che succede soprattutto a Bassano, perché tutti gli altri comuni sono ormai cristallizzati con i nuovi sindaci, e ne abbiamo uno qui, è il, ci pare di poter dire, primo nuovo sindaco eletto di oggi che viene in studio, e ringraziamo Germano Racchella per essere qui con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera ai telespettatori, buonasera a tutti. Allora, prima di andare in pubblicità, abbiamo il tempo per un commento umano, emotivo, prima ancora che politico. La felicità, la soddisfazione, se lo aspettava? Beh, con un risultato così esorbitante no, perché un 73% non è cosa da poco. Questo dimostra che le persone, specialmente nei piccoli comuni, gli elettori non guardano i partiti politici, ma penso guardino le persone. Sono stati 5 anni difficili per noi, ma anche perché abbiamo vissuto Covid, guerra, crisi energetica e quant'altro, però a Cartigliano siamo riusciti a fare lo stesso grandi cose, e questo grazie ai dipendenti comunali, ma anche alla squadra che mi ha supportato per questi 5 anni. Avevo un po' di timore, non lo nego, per la rielezione, anche perché è il 4º mandato. Dunque io penso che se uno dice decidiamo di cambiare, cambiano. Puoi fare qualsiasi cosa, ma eventualmente l'elettore a un certo punto può cambiare. Come avevo timore quando ho visto i risultati delle europee, perché a Cartigliano Fratelli d'Italia ha raggiunto il ben 45%, che sono cose che Ne parliamo fra poco, perché è un argomento, quello delle europee nei piccoli comuni, che entrerà nel nostro telegiornale. Quindi adesso passiamo ai TG Bassano, poi TG Vicenza, ma naturalmente sarà tutta ancora una maratona elettorale con i temi di cui abbiamo parlato fino adesso, collegamenti, ospiti in studio.